Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. 2 persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto a Cervignano del Friuli in via Cisis all'altezza di un distributore di benzina. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine attivate dagli infermieri della struttura operativa regionale emergenza sanitaria, 2 vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto di equipaggi di 2 ambulanze provenienti da Palmanova e da Cervignano stessa, attivati anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. Le 2 persone ferite sono state subito soccorse e trasportate con le ambulanze in codice giallo, una delle 2 per un trauma cranico all'ospedale di Udine, l'altra a Palmanova. Nel 2012 abusarono di 2 ragazze dopo aver somministrato loro la droga dello stupro. A processo per violenza sessuale di gruppo, nei giorni scorsi i 3 aggressori sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione e portati in carcere a Trieste. Secondo i giudici, gli imputati, dopo aver invitato a casa uno di loro, le 2 vittime, hanno agito in branco, prima drogandole con un farmaco benzodiazepinico ipnotico ad azione sedativa, poi approfittando del loro stato di incapacità, costringendole a subire atti sessuali. All'epoca dei fatti avvenuti a Muggia, gli aggressori erano poco più che ventenni. I 3 uomini, come detto, sono stati arrestati dagli agenti della polizia del commissariato di San Sabba e Muggia e trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Vaccinarsi da adulti, un convegno a Monfalcone è un'occasione per ribadire l'importanza del vaccino e di fare un punto anche sullo stato del sistema salute in Friuli. Sì, è un'occasione importante, tra l'altro promosso dalla dottoressa Breda, che è stata la prima professionista a vaccinarsi, ma soprattutto la prima professionista ad aver trovato il primo caso di Covid. Quindi simbolicamente anche importante in una giornata di lavori che riguarderà l'aspetto scientifico, le politiche di prevenzione e naturalmente le ragioni del sostegno all'attività vaccinale. Se noi non avessimo avuto la fortuna di avere la competenza che è riuscita a metterci a disposizione dei vaccini, oggi parleremo della pandemia in un altro modo. Con rispetto nei confronti delle convinzioni di tutti, questo è stato lo strumento che ci ha consentito non dico di uscire perché usciti non ci siamo, ma sicuramente anche di affrontare la pandemia in maniera completamente diversa. Quindi la scelta deve andare avanti e deve inserirsi in una politica di prevenzione che deve fare dei passi in avanti, che non deve limitarsi agli aspetti legati alla sanità, ma deve guardare alla salute e deve fare una grande operazione di alfabetizzazione nei confronti anche della popolazione, perché la prevenzione non è soltanto medicina, non sono soltanto farmaci, sono anche stili di vita, comportamenti che devono essere in qualche modo anche ripresi in un contesto dell'adolescenza, quindi dentro le scuole. Quindi è un lavoro importante che se fatto sicuramente garantisce migliori condizioni di salute delle persone. Uniformata a 6 metri di larghezza, con corsie da 3 metri ciascuna e banchina pavimentata da 50 cm, un percorso ciclopedonale largo 2 metri e 50 cm, protetto da spartitraffico e marciapiedi larghi 2 metri per dare continuità, dove possibile, a quelli già esistenti. Così si presenta rinnovata via Guerin a Ronchis, strada di collegamento dal centro cittadino alla strada provinciale 75 e al casello autostradale. Lo ha comunicato la Regione Friuli Venezia Giulia, aggiungendo come lunedì scorso sia stata effettuata la visita finale di collaudo dell'asse viario, che può dirsi quindi completato e già accessibile. L'opera è stata affidata all'amministrazione regionale in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Autovie Venete, per un importo totale dei lavori di 1.548.000 euro e un quadro economico totale di 4.095.000 euro.